Io credo che sia giusto e corretto da parte di tutti, insomma, ricordare con un minuto di silenzio. È iniziato con un minuto di silenzio il presidio davanti alla sede della Slim a Fusina per ricordare il loro collega Michele Cacco, l'operaio 49enne di Marghera, deceduto ieri mattina, schiacciato da una porta di 1 tonnellata mentre stava facendo manutenzione ad un forno della fonderia Flag di Marconna. Gli animi dei metalmeccanici sono esasperati, oltre al rinnovo del contratto torna a galla l'aspetto della sicurezza nelle fabbriche. Dopo la tragedia nella provincia di Venezia le ore di sciopero sono aumentate per dire basta agli incidenti sul lavoro. Noi abbiamo deciso unitariamente come Finfion Will della provincia di Venezia nella giornata di ieri, anche subito dopo il tragico evento, insomma, di allargare le ore di sciopero a 8. Le 4 ore di sciopero nazionale sono riuscite a svuotare le fabbriche da Padova a Vicenza, da Verona a Belluno. Gli operai metalmeccanici in presidio si sono ritrovati davanti alle fabbriche per rivendicare l'aumento dei minimi salariali fra i più bassi dell'industria italiana, con il contratto nazionale non aggiornato da 10 mesi. Chiediamo 8 punti percentuali di aumento, che sono circa 150 euro di aumento al quinto livello. C'è la totale indisponibilità di Federmeccanica ad aprire una discussione vera. Federmeccanica ha aperto dando una disponibilità di 30 euro, che è meno di quanto l'inflazione eroderà i salari nei prossimi 3 anni. Gli operai fuori dai cancelli chiedono un rinnovo dignitoso che dia fiducia ai lavoratori e una spinta alla ripresa del paese. C'è la necessità di chiudere questo contratto nazionale di lavoro per più di 1 milione di lavoratori il prima possibile, perché questa pandemia sta mettendo in ginocchio l'industria italiana. Non abbiamo più tempo di aspettare aumenti salariali, visto che le fabbriche stanno continuando a produrre e a lavorare anche in questa fase. Quelli che lavoravano per mettere la fibra per continuare a lavorare da remoto, quelli che lavoravano nei mezzi pubblici, nei trasporti, negli autobus, sono tutti metalmeccanici che fanno questo tipo di attività e hanno tutti lavorato anche durante il periodo del lockdown. È giusto che sia riconosciuto a questi lavoratori non solo per questo periodo, ma per quanto anche le aziende hanno fatturato e fatto profitti negli ultimi anni, è giusto che riconoscano il giusto aumento ai lavoratori e lavoratrici metalmeccaniche.